Per quanto riguarda il sociale, ho il piacere di affrontare l'argomento con la collaborazione del candidato consigliere Fabio Pivetta, che vi illustrerà più nel dettaglio alcuni punti. Prego. Allora, io partirei da alcune carenze che sono un po' anche sistematiche, dovute a, diciamo, a carenze anche legislative con cui dobbiamo scontrare. La legge quadro che prevede l'organizzazione del sistema di assistenza sociale è abbastanza adattata, la legge numero 22 del 1985, se ricordo bene, e chiaramente è stata formulata sulla base di una realtà sociale, di una società che rispetto ad oggi chiaramente è completamente diversa. E questa legge fornisce anche dei numeri e dei valori di riferimento su come organizzare un sistema di assistenza sociale in ambito comunale. E sostanzialmente ci dice che per ogni 6.000 abitanti di fatto viene prevista la figura di un assistente sociale. Quindi matematicamente è facile comprendere che Cinto di fatto non potrebbe godere di una figura intera di assistente sociale, ma di metà, di una porzione superiore alla metà. Questo credo spingerà a fare delle considerazioni obbligatoriamente con altri comuni per consociare, consorziare, per comunque rivedere il stesso servizio con qualche forma associativa, perché come comune la legge non ce lo permette. Nonostante poi le realtà sociali stesse e di emergenza sociale negli anni siano andate aggravandosi. Dati statistici che forniscono anche gli enti locali della ULSS, per esempio, danno fenomeni come l'alcolismo, come la diffusione della droga, il crescente aumento e anche con preoccupante diffusione a livelli, parlo per quanto riguarda il primo accesso a questo tipo di fenomeni, per età molto basse. Sono cose che tra l'altro a Cinto sembrano inesistenti, non se ne parla. Io personalmente non ho mai visto un manifesto che parli soprattutto dei problemi giovanili rispetto alla droga e all'alcolismo. Sono problemi che ci sono gravi e non è che nascondendo la testa, facendo finta di non vederli, li risolviamo. Quindi vanno affrontati seriamente. E il discorso di intervento sociale riguarda anche la presenza di operatori che vanno effettivamente nelle case ad aiutare le persone. In questo caso la legge che citavo prima prevede un operatore ogni 1500 abitanti, quindi ci sarebbe posto per 2 operatori sociali di assistenza sociale. Questo è uno degli aspetti che io credo vada sicuramente affrontato e migliorato, non da soli, ripeto, perché non credo che il Comune, sia per i limiti di legge che dicevo, sia in grado di affrontarlo, ma credo assolutamente che in questo caso vadano convocati a un tavolo su questi temi specifici, sicuramente la ULSS che è il primo attore con cui dobbiamo confrontarci, che può fornire dal suo punto di vista una serie di consulenze, di personale di appoggio. Ci sono delle strutture a livello mandamentale che possono aiutare e collaborare direttamente con la figura dell'assistente sociale per quanto riguarda il fenomeno dell'alcolismo e della droga. Qui mi riferisco al SERT, ai vari ACAT e anche per quanto attiene ai fenomeni di disturbi psichici che ci sono, e quindi al centro di salute mentale. Oltre a questi fenomeni, diciamo che sono fenomeni di emergenza sociale, a me preme anche parlare poi di
forme di contributo che ci sono a livello soprattutto regionale, che hanno una diretta ricaduta sulle famiglie che hanno delle emergenze di tipo sociale più varie. Anche su questo aspetto, francamente, io non ho mai visto pubblicità, volantini, lettere. Voglio dire, siccome la Regione individua bene quali sono le fasce di persone a cui indirizzare alcuni interventi, sarebbe il caso che il Comune facesse delle liste, quantomeno insomma, monitorasse un attimo la situazione e facesse poi delle forme di informazione mirate alle famiglie. Nello specifico, per quanto riguarda le persone che hanno le famiglie che hanno in casa delle persone da assistere, che si trovano infermi per motivi di salute e di senilità, cioè anzianità li ha portati a non muoversi, oppure persone che hanno gravi disturbi comportamentali, quindi demenza senile, oppure anche problemi di Alzheimer. E all'interno di queste categorie poi possiamo comprendere anche i bambini o i giovani. La Regione Veneto dal 2006 ha istituito una forma di sostegno che permette di aiutare, dipende poi dai casi, ma delle volte anche in maniera consistente, le famiglie per poter comunque curare le famiglie a domicilio, intervenendo anche con un ulteriore contributo nel caso in cui si assunta regolarmente una badante. Si chiama l'assegno di cura, non so se a Cinto nessuno ne ha mai sentito parlare.